Figlio, Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Giuseppe, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, facciamo un piccolo riassunto per capire un po' cosa abbiamo visto la il mese scorso. Quindi parlavamo sempre di questo libro del padre Jacques Philippe, della pace del cuore. Abbiamo parlato anche che la nostra epoca non è un'epoca di pace, anzi tutto il contrario, no? E dicevamo anche che il cuore di questa pace interiore si trovava soltanto in Gesù. Senza di me non potete fare nulla. Anche dicevamo che chi mantiene la pace interiore riesce anche a fare del bene, perché è una persona ricercata, è una persona anche alla quale si gli chiede consiglio, eccetera. Quindi non soltanto il sacerdote, ma anche il padre di famiglia, anche questa pace del cuore è una lotta che noi dobbiamo affrontare giorno dopo giorno, perché noi lottiamo per mantenere appunto la pace nel nostro cuore. Abbiamo detto che il demonio cerca in tutti i modi di farci perdere la pace. In quale modo? O facendomi vivere nel passato, per tutto il male che ho fatto, o con la paura di quello che potrà avvenire. Sempre pensiamo il peggio, no? Purtroppo, quando pensa verso il futuro. E perdiamo il tempo reale, il tempo presente che Dio mi regala per salvarmi. Io mi salvo con il tempo reale, facendo il bene adesso, non con quello che ho fatto ieri o con quello che farò nel futuro. Quindi il demonio cerca di distogliermi sempre dal tempo reale. Abbiamo detto anche che le ragioni per le quali perdiamo la pace sono sempre cattive ragioni, perché ci dimentichiamo della vera pace che Gesù è venuto a portarci qui al mondo. Non sempre cerchiamo una pace umana, no? Che tutto vada d'accordo a quello che noi pensiamo. E questo è il miglior modo di perdere la pace, perché non andrà mai secondo i nostri piani. Quindi se ti vuoi assicurare di perdere la pace, allora pensa così, tutto deve andare come dico io. È il miglior modo di perdere la pace. Bene, e ci fermiamo qui perché un modo per conservare la pace interiore è quello della buona volontà, condizione, dice, necessaria per non perdere la pace. Prego. E quindi dobbiamo distinguere anche, attenzione, tra buona volontà e buona intenzione, che sono due cose diverse. Dice l'autore, condizione necessaria alla pace interiore è dunque quando potremo definire la buona volontà, si potrebbe parimenti chiamare purezza di cuore, e quelle stabile e costante disposizione d'animo dell'uomo deciso ad amare Dio più di ogni altra cosa, sinceramente desideroso di anteporre in tutte le circostanze la volontà di Dio alla sua. E quindi, per non perdere la pace interiore, io devo avere una certa predisposizione a compiere semplicemente i 10 comandamenti. Cioè la persona che cerca in tutto di compiere semplicemente la legge del Signore è una persona che non perde la pace interiore, perché sa che in ogni momento sta facendo quello che Dio gli chiede. Quella è la buona volontà. Anche se cado 100.000 volte al giorno, 100.000 volte mi rialzo. Che, ripeto, è diverso della buona intenzione. Sono due cose diverse, perché chi ha buona intenzione non ha nemmeno voglia di iniziare. Mi piacerebbe, sarebbe più bello, che bello. No. Chi ha buona volontà è quello che si mette in cammino, anche se cade, anche se sbaglia, anche se ci sono delle difficoltà. E la buona volontà conta tantissimo, molto di più di quello che noi possiamo pensare. Si racconta che Santa Teresa del Bambino Gesù, una volta riprese a Cellina la sua sorella suora, le fece vedere tanti dei suoi difetti e Suor Cellina rimase distrutta, no, per questa cosa qua.
E Suor Celina si mise a leggere un libro dove una santa, Santa Geltrude, diceva questo, diceva che il Signore gli era apparso e gli aveva detto: in tutte le cose, al di sopra di tutto, devi avere buona volontà, gli diceva Gesù. Questa sola disposizione donerà alla tua anima lo splendore e il merito speciale di tutte le altre virtù. Cioè, anche se tu hai buona volontà, già questo è un premio, è come che questo abbellisce già la tua anima. Chiunque abbia buona volontà, desiderio sincero di lavorare per la mia gloria, rendermi grazie, partecipare alle mie sofferenze, amarmi, eccetera, riceverà senza dubbio ricompense degne della mia generosità. E dice, e questa buona volontà sarà come le tue buone opere. Anche se tu non fai buone opere, alle volte la tua buona volontà vale quanto le tue opere. E diceva Gesù a Santa Geltrude. Quindi Sor Celina tutta contenta va da Santa Teresa e dice: guarda, anche se tu mi hai detto tutto questo, tutti i miei difetti, io ho buona volontà, voglio cambiare. E Santa Teresina dice: è vero, dice, sta scritto anche nella vita del padre Surini, che era un padre esorcista, che facendo un esorcismo i demoni gli dicono: noi possiamo sopraffare qualunque cosa tranne quella cagna della buona volontà. Dice, contro questa non possiamo fare nulla. Basta che una persona abbia buona volontà, che come che noi al demonio lo lasciamo senza potere. E ripeto, questo è importante perché molte volte noi perdiamo la pace perché vediamo tutti i nostri errori, i nostri peccati, questo ci scoraggia tantissimo. Un'altra cosa che ci fa perdere la pace interiore sono le preoccupazioni della vita, sottolineo preoccupazione, non occupazione, quando si deve occupare, ma quando si preoccupa, lì perdiamo, entriamo in ansia. Le preoccupazioni della vita e le paure di mancare del necessario, in tutti gli ambiti, non soltanto il necessario nel mangiare, posso aver paura in tutti gli ambiti di mancare del necessario, dice l'autore. Generalmente perdiamo la pace a causa del timore suscitato da alcune situazioni che ci toccano personalmente e nelle quali ci sentiamo minacciati, dall'apprensione di fronte a difficoltà presenti e future, della paura di essere privi di qualcosa di importante o di non riuscire in tale o tal altro progetto. Gli esempi possono essere infiniti e toccare tutti i settori della nostra vita. Abbiamo paura di mancare alla salute, abbiamo paura nella vita familiare e professionale, abbiamo paura nella vita morale, mi mancano queste virtù, non ce l'ho. E anche abbiamo paura nella vita spirituale, non siamo santi come vorremmo. E quindi in tutti gli ambiti della nostra vita sempre abbiamo paura perché sempre ci manca qualcosa. Non siamo mai come vorremmo essere. E questo ci rattrista, ci fa perdere la pace, perché non siamo mai come uno vorrebbe essere. Non sarai mai come tu vorrai essere. Non lo sarai mai. Quindi lo deve già accettare. Perciò che dice Gesù, e chi di voi per quanto si dia da fare può aggiungere una sola ora di vita? Cioè, anche se noi nemmeno un'ora di vita possiamo. Perciò che dice Gesù, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Quindi in questo mondo chi si vuole assicurare, devo essere sicuro in questo, sicuro nella mia famiglia, sicuro nei miei progetti, chi si vuole assicurare perde. Chi non si abbandona al Signore perde. Perciò io vi dicevo che il miglior modo di perdere la pace interiore è quando io voglio essere sicuro e quando voglio tenere il possesso di tutto. Voglio avere il comando di tutto deve essere sotto di me. E questo è il miglior modo per perdere la pace. Alle volte noi caratterialmente siamo così. Ci sono persone che sono più ordinate, più precise,
e tu lo vedi già dalla scrivania, dalle stanze. Però succede che quello lo applicano alla vita di tutti i giorni, cioè vorrebbero avere il controllo di tutto e su tutti. È impossibile. E tu perdi la pace interiore, evidentemente la perdi la pace interiore, perché non puoi avere il controllo di tutte le cose. Quindi questo è il grande dramma che noi abbiamo, no? Cioè il cercare di tenere il controllo di tutte le cose. Perciò che Gesù dice nel Vangelo, io vi dico per la vostra vita, non affanatevi, cioè non preoccupatevi di quello che mangerete, berrete, neanche per il vostro corpo, né di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo ed il corpo più del vestito. E finisce la pericopa dicendo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi il problema nostro è questo, che noi ci preoccupiamo per assicurarci che vada tutto bene, ma ci dimentichiamo che chi ha il volante della nostra vita è Dio. E tante volte Dio ci chiede, mi puoi dare il volante, mi lascia guidare un po' la tua... No, questa macchina, la Ferrari è mia, non la tocca nessuno. È il miglior modo per perdere la pace. È il miglior modo, perciò lui dice, se voi cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, lui ci penserà tutto il resto, non vi preoccupate. Lo ha fatto sempre. Quindi non è che Gesù ci dice, va bene, alzatevi al mattino e che avvenga quello che avvenga. Intanto il Signore ci pensa, no, il Signore dice, ognuno organizzi la propria vita, però sappia che il Signore può chiedere o può volere cose diverse. E io mi devo preparare e io non devo perdere la pace, perché il Signore vede e provvede. E questo è un atto di fede, è difficile. E come è un atto di fede, a noi ci risulta molto difficile. Perché? Perché significa che dobbiamo credere nella provvidenza. Il fatto che il Signore vede molto più lontano da noi e prevede anche. Perché è padre, così come lo sanno i genitori sanno molto meglio dei figli. Dice l'autore, il primo ostacolo consiste nel fatto che fino a quando non avremo sperimentato concretamente questa fedeltà di Dio che si prende cura di noi, avremo dei problemi a credere veramente e ad abbandonarci ad esso. Siamo delle teste dure. La parola di Dio non ci basta, non mi basta che Dio mi dica non affanatevi. Io voglio prove concrete, cioè voglio che il Signore me lo dimostri. Vogliamo vedere almeno un po' prima di credere. Signore, dimostrami che tu sei provvidente. Però dobbiamo capire una cosa che è essenziale. Non si tratta di sperimentare per poi credere nella logica di Dio. Bisogna prima credere, fare atti di fede e allora si sperimenterà. E l'autore mette un esempio di cosa significa credere nella provvidenza. Vorrei portare un esempio. Fin quando una persona che deve saltare con il paracadute non si sarà gettata nel vuoto, non potrà sentire che le corde del paracadute la sostengono. Cioè, i militari che si buttano con il paracadute devono fare un atto di fede umana, però devono fare un bel atto di fede, che questa cosa funzionerà. Ma loro lo percepiscono e lo attestano una volta che hanno fatto il salto nel vuoto. Ed è quello che tante volte noi non facciamo. È perciò che noi non sperimentiamo la provvidenza di Dio, perché, ripeto, vogliamo fare tutto secondo la nostra misura, la nostra possibilità, il nostro controllo, il tenere supervisato tutto, cioè nulla lasciare fuori il mio controllo. Quindi uno non mai farà cose grandi nella vita spirituale. Perché? Perché è tutto a misura. E uno, se non crede nella provvidenza, fa poco o niente. Voi pensate, per esempio, quelli che furono i grandi fondatori degli ordini religiosi, no? San Francesco, con che cosa ha iniziato? Con nulla. Quanto fece? Tantissimo. San Giovanni Bosco
fece, anche affidandosi alla provvidenza, costruì tante chiese, c'è pure una in Spagna, a Barcellona, nella la collina degli Angeli, si chiama, fece un santuario lì. E certa volta, in un sogno, se le appare San Domenico Savio, le dice, se tu avresti avuto più fede, avresti fatto molte più chiese. Lo diceva San Giovanni Bosco, quindi immaginate noi. Senza un soldo lui diceva, devo fare una chiesa, pum, si apriva il cielo. Io mi ricordo che quando noi abbiamo fatto la missione qui nel 2023, quindi dicevo, vuoi fare una missione popolare, arrivano i ragazzi, c'è tutta questione economica, deve stampare questo, deve fare i cartelloni, devi comprare anche medagliette, devi fare quell'altra croce qui. Il giorno che abbiamo deciso di cominciare quella missione popolare, arrivò una mano invisibile e mi lasciò 3.000 euro. Il Signore mi mise una mano qui in bocca, come dicendo, ci penso io, cioè, tu tranquilla. Però il punto è che, e questo noi facciamo fatica a credere nella provvidenza, perciò che tante volte uno perde la pace. E anche per questo che la provvidenza ci esige abbandonarci nelle mani del Signore. Però, ripeto, l'abbandono deve essere totale, non in settori. Signore, io mi abbandono in te soltanto nella vita spirituale, ma nella vita economica no, questa me la lascio io. Dice l'autore, non possiamo dividere l'esistenza umana in settori, in alcuni dei quali sia legittimo abbandonarsi a Dio con fiducia ed altri dove ce la sia deve sbrogliare esclusivamente da soli. Occorre sapere quanto segue. Tutte le realtà che non avremo abbandonato, che vorremmo gestire da soli, senza lasciare carta bianca a Dio, continueranno in un modo o nell'altro a renderci inquieti. La misura della nostra pace interiore sarà quella del nostro abbandono, dunque anche quella del nostro essere distaccati. Esempio concretissimo, molte persone sì, si abbandonano in tutto, però dico bene, non voglio avere nessun padre spirituale, non voglio abbandonarmi a quello che mi dica un altro. O per esempio vivono lontane dalla confessione perché non vogliono abbandonarsi a quello che gli potrebbe consigliare un altro. Quindi se io mi abbandono tutto al Signore e in tutti gli aspetti della mia vita. Perciò che uno si dovrebbe domandare in tutti gli ambiti della mia vita, no? Durante il giorno, in tutte le ore, in tutte le circostanze, in quale di queste circostanze io non lascio spazio a Dio? Non penso cosa il Signore vorrà da me in questo momento, o non gli voglio lasciare spazio a Dio perché ho paura che Lui decida qualcosa che mi risulta difficile da accettare e quindi prendo mano io. Un'altra cosa che, adesso entriamo negli esempi più concreti, magari più vicini a noi, un'altra cosa che ci fa perdere tanto la pace interiore sono i difetti degli altri. E quindi qui scendiamo al campo di battaglia vero e concreto nostro, no? Dice, e lui adesso si fermerà molto su questo aspetto, no? E dice, capita spesso che perdiamo la pace a causa del comportamento che ci affligge e ci preoccupa di una o più persone. Questo non manca a nessuno, penso. Una donna può essere nell'inquietudine perché non vede verificarsi la conversione tanto desiderata del suo marito, o una madre che pensa per il suo figlio che si è allontanato, questo sì. Un responsabile di una comunità, un parroco, pensate, può perdere la pace perché una delle sue pecore fa il contrario di quanto gli viene, quanto egli invece si aspetta di essa. Oppure, più semplicemente nella vita di tutti i giorni, ci si può irritare se una persona a noi vicina non si comporta come vorremmo. Quale nervosismo spesso suscita questo genere di situazione? Quindi a chi non gli capita questo, cioè perdere la pace interiore per il comportamento di quello che sta a fianco a me.
E non è che uno non debba far nulla, cioè io posso fare tante cose, un responsabile di una comunità può consigliare, però sempre lo devo fare all'interno di quel contesto di pace. San Giovanni Bosco, per esempio, quando lui scriveva tutto il metodo, la metodologia per insegnare ai bambini, lui diceva: voi quando correggete agli altri dovete fare in tal modo che il bambino percepisca che gli volete fare del bene. Perché per noi è molto più facile correggere con rabbia, perché uno si scarica, ma non si produce mai l'effetto che uno vorrebbe, cioè la correzione dell'altra persona. L'altra persona lo percepisce come un attacco, non si correggerà mai. San Giovanni Bosco diceva: l'amorevolezza, dovrai ripetere 100 volte la stessa correzione, arriverà un giorno nel quale quel bambino, magari già grande, magari già sposato, dirà: ah, adesso sì capisco perché mio padre mi ha detto 100.000 volte la stessa cosa. Noi per esempio al seminario ci ricordavano 100.000 volte: spegnete le luci, che si paga la luce. Adesso che tu devi pagare la luce, adesso mi rendo conto perché mi dicevano queste cose. Perciò dico, non dovete perdervi di speranza quando vedete magari o la vostra moglie, o il vostro marito, o i vostri figli, o voi stessi che non cambiate, perché uno deve avere anche pace in questo atteggiamento. Quindi non soltanto dobbiamo avere il desiderio di volere che gli altri cambino per bene, ma anche attenzione in quanto al modo io lo voglio. Perché se io lo voglio in un modo duro, aspro, l'unica cosa che faccio è faccio crescere ancora di più il problema. Perché uno dice: no, ma è giusto quello che voglio, è buono quello che voglio, sì, perfetto, però il modo non è corretto. Perciò attenzione quando uno deve correggere, quando uno deve prendere in disparte una persona, perché basta un minimo sbaglio, io posso far perdere anni e anni di lavoro nel quale io stavo cercando di portare il mio marito, la mia moglie, il mio figlio in chiesa, per aver scelto il momento sbagliato, il modo sbagliato di correggere una persona, posso distruggere tutto quello che ho costruito in anni. E quindi, attenzione, nonostante mi farà perdere la pace interiore, io devo ricordarmi sempre: se voglio far cambiare una persona, è l'unico modo di farla cambiare è cambiando io stesso e mantenendo la pace interiore. Non la devo perdere, altrimenti perdo. Quindi devo moderare i miei desideri, le mie ansie, questo voler controllare che gli altri siano alla mia immagine e somiglianza. Tutti devono camminare secondo la mia immagine e somiglianza. E parte di quel voler tenere sotto controllo tutto. E chi tiene sotto controllo tutto è Dio. Non mi posso mettere nei panni di Dio, altrimenti soffro, mi carico di un peso che è impossibile da sopportare. Continua lo scrittore anche seguendo questo esempio riguardo alla pazienza verso il prossimo. Applichiamo dunque quanto appena detto al nostro desiderio di vedere migliorare il comportamento di quelli che ci circondano. Impariamo a restare calmi anche quando gli altri agiscono in un modo che a noi sembra scorretto o ingiusto. Certo, facciamo tutto quanto nelle nostre possibilità per aiutarli, li possiamo correggere, ma là dove siamo impotenti restiamo tranquilli e lasciamo agire Dio. Cioè, con lui, con il mio figlio, con il mio marito, posso arrivare solo fino a qui, non posso andare oltre. Signore, il resto lo devi fare tu, metti le mani tu, altrimenti io faccio guai. Quante persone perdono la pace perché pretendono di cambiare a tutti i costi quelli che le circondano? Quante mogli, quanti mariti si agitano e si irritano perché vorrebbero che l'altro coniuge non avesse più tale o tall'altro difetto.
il Signore ci domanda invece di sopportare con pazienza i difetti del nostro prossimo. Uno dice, ma è buono quello che sto chiedendo, è buono quello che io voglio, sì è buono, però il modo è sbagliato. E attenzione, la tempistica non sta nella mia possibilità il tempo nel quale quella persona deve cambiare. Io vorrei che quello cambiasse adesso. E questo mi fa perdere la pace interiore, perché io non sono Dio. E se Dio è paziente con quella persona e ancora il Signore la sopporta e la supporta anche, perché Lui sa il momento nel quale lo farà cadere dal cavallo, come San Paolo, perché io devo essere più impaziente? Cioè, alle volte noi siamo più rigidi di Dio stesso, più giustizieri di Dio. Vorremmo che questa persona cambiasse adesso, ma attenzione che il Signore l'aspetta ancora. Il Signore non l'ha fatto cambiare. Per qualche motivo sarà. Forse io non verrò al cambiamento, lo verranno altre persone, va bene, ma io non devo perdere la pace interiore. Devo fare tutto il possibile, che vuol dire, la prima cosa, il pregare per quella persona, correggerla cercando il modo giusto, le parole giuste, le circostanze giuste, o forse le persone giuste, perché magari quella persona da me non accetterà nessuna correzione. Quindi devo cercare di trovare una scorciatoia o un'altra persona che magari questo qua possa ascoltare. E attenzione, perché questo ci capita, no? Quante mamme alle volte soffrono tantissimo, genitori soffrono perché vedono un figlio sbandato. Alle volte si colpevolizzano dicendo che sono state loro, che magari non le hanno dato una buona educazione, perdono tantissimo la pace. No, cioè, il tuo figlio è libero, tu hai seminato, il Signore saprà quando farà crescere. Forse tu non lo vedrai, però non serve perdere la pace, perché questo non aiuta il tuo figlio. Il tuo figlio vuole vedere i genitori tranquilli. Quindi attenzione allora con questo campo nel quale tutti dobbiamo vivere, che sono gli errori degli altri. Però l'autore dice, attenzione che non soltanto ci fa perdere la pace gli errori degli altri, ci fa perdere la pace i nostri propri errori. Dice lui, quando anche una persona avesse fatto un certo cammino nella vita spirituale, desiderasse veramente amare il Signore con tutto il cuore, avesse imparato ad avere fiducia in Lui e ad abbandonarsi nelle sue mani in mezzo alle difficoltà, le resterebbe tuttavia ancora una circostanza in cui potrebbe spesso rischiare di perdere la pace. Anche se fosse un santo, dice attenzione, la quale viene molto usata dal demonio per scoraggiarla e turbarla. E qual è questa cosa? Si tratta della visione della propria miseria, dell'esperienza dei propri errori, delle cadute che potrebbe ancora fare in tale o tall'altro ambito, malgrado la sua buona volontà. E dice, attenzione che molte volte, oltre a perdere la pace con quelli che vivono intorno a noi perdiamo la pace, come dicevamo, contro noi stessi. Perché mai ci vediamo così come noi vorremmo vederci, belli, puliti davanti al Signore, perfetti, santi, senza questo difetto, senza questa... Ed è impossibile. E dice, il demonio si serve molto di questo per farci perdere la pace. Lui è specialista per farti vedere i tuoi errori ingranditi, li gonfia tutto il demonio. E perché dobbiamo essere attenti? Perché questo atteggiamento, anche se fosse vero che sono un grandissimo peccatore, perché lo siamo, però se io mi rattristo e perdo la pace di fronte alla mia miseria, questo ci fa più male che bene. E perché, dice l'autore? Perché prima di tutto abbiamo detto che il Signore può agire soltanto in un'anima che è in pace. Se voi vi ricordate abbiamo messo l'esempio del mare o di un lago, che se questo lago è turbolento, il raggio del sole, cioè
del lume, del sole, la luce non riesce a penetrare. Ma lo stesso succede con la nostra anima. Se la nostra anima è intranquilla, la grazia di Dio non riesce a penetrare. E questo ci capita tante volte al vedere i nostri peccati. Restiamo per terra, distrutti, scoraggiati, intranquilli. Il Signore può fare poco. La seconda ragione è che chi si rattrista esageratamente per i suoi propri peccati, uno si deve pentire, ma chi lo fa esageratamente le sta facendo anche un torto al Signore. È come che sto dicendo, tu non sei capace di cambiarmi. E terzo anche, in questo dobbiamo essere molto attenti, perché molte volte noi ci rattristiamo per le nostre mancanze, vedendoci così peccatori, non tanto perché abbiamo offeso a Dio, ma piuttosto perché non ci vogliamo vedere così brutti davanti al Signore. E quindi cadiamo in un peccato di orgoglio. Mi rattristo per i miei peccati, non perché ho offeso al Signore, ma perché si mischia un po' del mio orgoglio. Non mi piace vedermi così. Quindi, rimedi. La pace è figlia della fiducia e dell'umiltà. Dice l'autore, per confidare è necessario anche l'umiltà, cioè il malato che non riconosce che è malato non può mai guarire. Il peccatore che non riconosce che è peccatore, Dio non può mai agire, non lo può guarire, però lo deve riconoscere con calma. L'umiltà ci fa riconoscere che da soli possiamo far poco, anzi nulla, come abbiamo detto all'inizio. Non giungerà mai a essere fiduciosa la persona che si sente autosufficiente e autorevole. Neppure vi riuscirà chi per orgoglio o vanità evita che gli altri lo vedano come bisognoso. Il malato che non fa vedere le sue ferite non può essere guarito. Però per far vedere le tue ferite tu devi essere umile, devi riconoscere che sei malato. Ci sono persone che arrivano a rovinare la loro vita piuttosto che ammettere di aver bisogno di aiuto. Una consulta, una confessione, una direzione spirituale, Questa umiltà in qualche modo consiste nel farsi come bambini. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dice il Signore. Se voi vi ricordate, Gesù le dice a Nicodemo, devi nascere un'altra volta. E lui dice, come posso entrare un'altra volta nel grembo di mia madre? E Gesù le stava dicendo, le stava facendo capire che nascere un'altra volta significa devi recuperare un'altra volta la fiducia che i bambini hanno nel grembo della madre. Noi impariamo a essere sfiduciati delle persone mano a mano passa il tempo. Quando più anziani siamo, più sfiduciati siamo. Perché ci hanno dato tante batoste, ci hanno tradito tante volte, ci hanno fatto tanto male le persone che noi siamo sfiduciati. Ma quando uno viene al mondo e quando uno si trova nel grembo di sua madre, la prima cosa che impara è ad affidarsi a quella persona. Cioè il bambino è tranquillissimo nel grembo di sua madre, il posto più sicuro, dovrebbe. E quindi Gesù le sta dicendo a Nicodemo questo: tu devi entrare un'altra volta nel seno della tua madre perché deve ritrovare quella fiducia che hai perso. E questa fiducia che ci dà tranquillità, è vero che io non la posso anche aspettare dagli uomini, no? Maledetto l'uomo che si fida di un altro uomo. Però sì posso aspettare questa fiducia in Dio, nella sua provvidenza. E per ultimo, per crescere nella fiducia ci serve una vita di preghiera, una vita di contemplazione. Cioè io devo sperimentare un contatto personale di preghiera con quella persona che mi sostiene, che è Dio. Quante volte noi qui, quando facciamo l'adorazione tutti i giorni in mattinata, un'ora di adorazione dalle 6:30 alle 7:30, uno arriva con tanti problemi. Devo fare questo, devo fare quell'altro, arrivi agitato perché inizia la giornata un po' difficile. E stai lì un'ora di adorazione, anche se non è risolto nulla, no? Perché i problemi ci sono, no? Non è che... Però uno esce calmo, carico, ti senti anche supportato da Dio,
è Lui che ti dice vai avanti tranquillo, ci sono io. Quindi alle volte ci manca quell'abbandono e quindi quella pace interiore perché non abbiamo un'esperienza concreta e reale di preghiera, di contatto con Dio, con il Signore, con quello che ha detto non abbiate paura, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.